Design e salute, perché il design riveste oggi un ruolo cruciale nella creazione di ambienti e strumenti che promuovono la cura e il benessere delle persone. Le recenti scoperte nel campo della psicologia ambientale, le neuroscienze e l'epigenetica hanno dimostrato quanto l'ambiente influisca sulla salute delle persone. Perciò io oggi credo che la sfida per noi progettisti non può più limitarsi all'estetica degli ambienti, ma deve concentrarsi essenzialmente sul benessere psicofisico e mentale, emozionale delle persone. Questa secondo me è una responsabilità ad oggi molto sottovalutata, ma che presenta un'opportunità proprio straordinaria per creare ambienti che migliorino la qualità della vita delle persone concretamente. L'incontro infatti si concentrerà su quelli che sono oggi gli approcci progettuali più innovativi ed efficaci, tra cui l'Human Centered e il Biophilic Design, e grazie ai quali è possibile stimolare relazioni emotive e biologiche positive tra le persone, favorire l'affettività, instaurare una relazione sana tra gli individui e l'ambiente e integrare l'ambiente naturale con gli ambienti artificiali. Questa è già cura. Durante l'evento poi esamineremo alcuni casi studio che fungono da esempi di progettazione centrata sulla persona applicata ai luoghi di cura. E inoltre valuteremo le opportunità e le sfide che il design presenta per il settore sanitario nell'era che stiamo vivendo, che è quella dell'intelligenza artificiale.